E siamo praticamente alla fine non solo di questo Gran Premio, bello, spettacolare, ma anche del concorso ippico della Bagnaia. Manca un solo binomio, Emanuele Fiorelli con Western Union Equinox. Lui è stato il più veloce nella prima manche con 76,66. Speriamo che sia più veloce anche nella seconda. Abbiamo visto Vezzani dire qualcosa a Fiorelli. È molto concentrato, adesso sta guardando la girata per il numero 5, l'ultimo ostacolo. Adesso Ha parlato col suo cavallo. sì, l'ho accarezzato. Non ci è dato, Ecco, sapere, guardate, non ci è guardate. dato sapere che cosa Sta guardando la girata, i metri. ne ha ottenuto in risposta, però sembra soddisfatto. E allora, vedete, ancora sembra proprio consultarsi con il cavallo per la strategia di gara. Sembra consultarsi con il proprio cavallo per la Beh, è strategia un di ottimo gara. binomio questo, difatti era uno dei binomi che era sulla lista per le Olimpiadi di Atene. Qui si è allargato un Qui si è pochino, allargato, poi ha rimesso un galoppo anche. Ci ha allargato ripensato. un pochino, Sì, ma sì. Ci ha un ripensato. cavallino che è Stava... abbastanza agile, no, penso che No, si sta allargando. No? già come ha impostato i primi tre del barrage. Allora, sulle immagini di Emanuele Fiorelli con il suo Western Union Equinox, intanto c'è un errore purtroppo Ha spinto in un uscita po' troppo, ha della spinto. gabbia. Vi ricordiamo che con questa prova, il Gran Premio, la prova di maggior dotazione, si chiude il concorso ippico della Bagnaia e quest'ultima prova, ormai dato l'errore anche di Fiorello, vede vincere Katie Pruden su Pedro davanti al marito Ernie Prudhomme con Olympus, mentre al terzo posto si classifica il belga Gilbert De Rock con Goldfinger Gerbeau. Bene, non mi resta che ringraziare naturalmente per la collaborazione Arnaldo Bologni, Marcello Carraro, Uliano Vezzani che ci ha assistito dal campo, la squadra esterna di Firenze, Nazareno Balani. A voi tutti l'augurio di una buona serata.